Buon lunedì, bentrovati ad Anteprima Corner, il momento in cui si fa il punto del fine settimana calcistico per quanto riguarda le formazioni siciliane. In studio con me c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. E noi come sempre vi facciamo vedere quelli che sono i risultati della giornata e la classifica che è stata definita da questi risultati, in attesa sempre comunque del posticipo di questa sera, che riguarda in maniera diretta il Catania Alessandro, perché il Cosenza, che è il prossimo avversario del Catania, giocherà per l'appunto contro il Crotone. Risultati e classifiche che vedremo fra un istante. Nel frattempo chiedo ad Alessandro, sta diventando un'abitudine adesso, se prima il Catania non riusciva diciamo, a vincere nei minuti finali le partite, per la seconda volta consecutiva ha piazzato la zampata vincente. È un segnale importante, ma non deve essere, diciamo, un motivo di orgoglio in assoluto, perché è evidente che questa è una squadra che ancora non riesce a tirare in trasferta una prestazione intera con contenuti dal primo al 90°. Toscano l'ha vinta grazie ai cambi, però non possiamo dimenticare 65 minuti di grande sofferenza. Catania che ha rischiato di andare sotto 2-0 se non fosse stato per il miracolo di Dini sul tiro di Longo, quindi bisogna sicuramente ottimizzare l'entusiasmo che deriva da una vittoria fatta così, ma nello stesso tempo avere la consapevolezza che questo tipo di rendimento in trasferta può non bastare per arrivare al traguardo da primi in classifica. Diciamo che il rendimento tra Catania e Benevento sono veramente molto vicini adesso in trasferta, dico io. Sì, però da un punto di vista del gioco il Benevento si lascia preferire in questo momento. È vero che il Benevento a Cava dei Tirreni ha vinto come il Catania ha vinto ieri a Monopoli, cioè la prestazione scialba, poi è decisa da un colpo di testa di Simonetti con un errore di Boffelli, ma noi dobbiamo guardare in casa Catania e cercare di capire dove bisogna arrivare a livello di rendimento per poter staccare il Benevento, quindi l'obiettivo è quello. Oggi la classifica dice che tutte e due le squadre sono appaiate, ma è ovvio che ne va in B una soltanto e quindi non si può pensare solo a tenere diciamo, in controllo il Benevento, ma cercare di distaccarlo. Serve un allungo. Serve un allungo, e considerato che insomma, la prestazione di Monopoli ha lasciato ancora delle ombre e dei dubbi, servono evidentemente delle scelte anche più coraggiose da parte dell'allenatore e trovare dal mercato gli ultimi tasselli per rendere massivamente competitiva la rosa a disposizione di Toscano, anche alla luce purtroppo dell'infortunio di Gennaro. Allora, hai toccato il punto, vorrei chiudere però la questione partita di ieri vedendo anche l'intervista a Caturano, andata in onda durante diretta stadio ieri, e poi parleremo proprio di quello che serve a questo Catania, quello che sta cercando il Catania dal mercato. Questi sono i risultati, diciamo, della giornata, così eravamo in debito con i nostri telespettatori. Vedete, stasera si gioca a Cosenza Crotone, ma il quadro dei risultati ci riporta alla vittoria netta del Benevento sul Casarano per 3-0, per sottolineare qualche risultato per l'appunto, al successo anche della Salernitana, che ha vinto sul campo dell'Atalanta Under 23, e ci mettiamo anche il successo del Catania di ieri sul Monopoli, un Monopoli che veniva da 3 vittorie consecutive. E la sconfitta della Casertana, dopo una striscia di 9 gare utili, ha perso a potenza e perde contatto rispetto a quella che è la vetta della classifica. E questa è la classifica, vedete, Catania e Benevento sono appaiate a 48 punti, poi la Salernitana a 42, la Casertana a 39, il Cosenza che ha una partita in meno 37, Monopoli 33, Cerignola 31, Potenza 29 a 28, stessi punti del Casarano anche il Crotone, che però deve giocare stasera come detto con il Cosenza. L'Altamura a 26, l'Atalanta Ante 23 a 25, poi il Sorrento 24, Latina 23, Trapani e Foggia 22,
a 21 punti Siracusa e Cavese, 19 il Picerno, chiude il Giuliano a 16 punti. Dicevamo... Se la regia ci può lasciare un attimo la classifica? Sì, per fare una considerazione. In questo momento, dopo 22 partite, ci sono 2 squadre appaiate a 48 punti. La media punti ad oggi è di 2,18 a partita, significa che è una proiezione che porta alla chiusura del campionato, quindi 38esima giornata, a quasi 83 punti. Chiaramente ci sono i confronti diretti che andranno a regolare questa media punti, però oggi è un trend che dice che ci sono 2 squadre che viaggiano a velocità molto sostenuta. Il Catania, pensate, dopo 22 gare la scorsa stagione aveva 31 punti, quindi un saldo attivo di 17 punti che testimonia insomma il salto di qualità della squadra allenata da Toscano. Sentiamo Caturano al termine della partita di ieri. Sono molto felice di aver fatto gol anche oggi, ma soprattutto di aver regalato i 3 punti alla squadra. Sapevamo che era importante, quindi ci siamo riusciti ed è una vittoria che è arrivata negli ultimi minuti ed è ancora più bella. Però siamo stati bravi a crederci, bravi a non perdere la testa, a rimanere uniti, e le grandi squadre questo fanno e poi si portano i punti a casa. Io sono venuto qua per questo, perché voglio vincere insieme, credo tutti i miei compagni lo vogliono. Le parole di Caturano, dunque, ha ripreso fiducia, ha trovato la condizione fisica soprattutto e adesso è andato in gol per 2 gare. Che per un attaccante è tutto, è fondamentale. Al di là dello stato di forma e la condizione atletica, la parte mentale per un attaccante è decisiva, e aver fatto quel tipo di gol in casa contro la Cavese e questo gol decisivo al 94esimo certamente darà una spinta importantissima al rendimento di Caturano nelle prossime giornate, e chiaramente se Caturano torna a fare il Caturano con continuità può essere un fattore determinante nella volata promozione. Per chiudere con la partita, Michele D'Ausilio è il nostro top, l'uomo top del match. Assolutamente, perché ha avuto un impatto devastante quando è stato chiamato in causa, il suo assist proprio. che insomma di pregevolissima fattura, ma non è un caso che Michele D'Ausilio fornisca assist al bacio, ce lo dice questa grafica, perché il trequartista classe 99 in questa stagione ha già messo insieme 5 assist in 16 presenze, oltre un gol, ma soprattutto, guardate a destra, l'anno scorso nell'Avellino, che poi è andato in Serie B, ha messo a segno 14 assist e un gol in 27 presenze, quindi un giocatore che ce l'ha proprio nelle corde. La sua situazione contrattuale dice che è in prestito all'Avellino, ma ha il diritto di riscatto il Catania, quindi in questo momento è legato al club rossazzurro a un contratto fino al 30 giugno 2026. E adesso parliamo del mercato, diamo qualche anticipazione, poi stasera svilupperemo in maniera più ampia questo tema, perché ormai siamo dentro al mercato. Il Catania ha già fatto 2 operazioni, Bruzzaniti, e adesso è arrivato anche Ponzi, vuol dire sono 2 giocatori che portano linfa nuova. E anche Miceli si tende solo al conforto e l'ufficialità, però dopo la querella legata alla tempistica del trasferimento a Catania da parte del Monopoli, che non voleva che potesse giocare ieri con il Catania, oggi Mirko Miceli arriva a Catania, domani si sottoporrà alle visite mediche, mercoledì sosterrà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni e quindi si candida anche alla possibilità di giocare titolare contro il Cosenza domenica, anche in considerazione della squalifica che coinvolgerà Pieraccini, che era diffidato, ieri ha subito il cartellino, quindi niente di strano che Miceli possa essere subito titolare contro il Cosenza. Cosa c'ha ancora da fare il Catania nel mercato in arrivo? L'infortunio di Gennaro obbliga il Catania a prendere un altro difensore centrale, visto che Martic comunque non rientra nei programmi tecnici della società, e oltre ovviamente a un nuovo difensore centrale c'è sempre la famosa ricerca del centrocampista che sostituisca Salvatore Aloi. Avevamo parlato a Corner lunedì scorso di un profilo con un curriculum importante, un giocatore che aveva
presenze in A, tantissime presenze in Serie B, ma c'era da risolvere un problema di risoluzione del contratto con il club d'appartenenza. Questo tipo di operazione possiamo dirla tramontata, perché il club d'appartenenza, che è il Benevento, si è frapposto alla possibilità che il giocatore, facciamo il nome, Gennaro Acampora, potesse lasciare Benevento per venire a Catania. Quindi il Catania, anche alla luce del fatto che Gibua andrà a Salerno, deve guardare altrove, e vedremo stasera di darvi alcune indicazioni in più. Non c'è altro da un punto di vista, diciamo, di mercato? No, gli obiettivi sono questi: difensore centrale e centrocampista. L'esterno di fascia l'ha preso Ponzi, il difensore centrale che doveva già arrivare per l'infortunio di Gennaro l'ha preso ed è Miceli. Bruzzaniti è già qui da un paio di settimane, quindi mancano nel mosaico del Catania due pedine, difensore centrale e centrocampista. Ti chiedo un'ultima cosa, le condizioni di Gherardi. Allora, Gherardi è stato convocato, ieri era in panchina. Chiaramente è un giocatore che ha una stazza... al tempo, diciamo, di impiego di Gherardi. Allora, per quello che mi risulta, già ieri, se fosse stato necessario, avrebbe potuto anche fare uno spezzone di partita, una ventina di minuti. Quindi è evidente che il ragazzo è in crescita, si è allenato con il gruppo tutta la settimana. È chiaro che ha una stazza importante, quindi per ritrovare la miglior condizione ha bisogno anche, ovviamente, di lavorare ulteriormente in allenamento con il gruppo e poi di essere testato in partita. Se mi chiedi se Gherardi può giocare titolare contro il Cosenza, ho qualche dubbio, sono più propenso alla possibilità che giochi Miceli, però questo, insomma, stasera magari cercheremo qualche informazione in più da poter dare ai nostri telespettatori. Grazie Alessandro, l'appuntamento alle 20:45. Grazie a voi, a più tardi. Su Telecolor con Corner, breve sosta e poi andremo a Palermo per parlare proprio con Marco Gulà. Angelo, lo diciamo anche a beneficio dei nostri telespettatori, stasera avremo in collegamento Alessandro Quaini, centrocampista del Catania, che ieri ha disputato un'altra più che buona prestazione. Benissimo, grazie Alessandro, grazie a voi. Breve sosta e poi Palermo. Bene, siamo di nuovo insieme, come anticipato adesso ci occupiamo del Palermo, che ieri ha ritrovato di nuovo il successo dopo il mezzo passo falso della trasferta, dell'ultima trasferta, e soprattutto ha confermato che in casa la squadra comunque ha trovato la sua identità. Buon pomeriggio a Marco Gulà. Non ti sentiamo Marco, non ti sentiamo benissimo, anzi non ti sentiamo per nulla. Mi sentite? Adesso sì. Buon pomeriggio. Allora, dicevamo di questo Palermo che in casa ha una certa continuità, perché ha messo insieme 5 vittorie di fila senza subire gol, fra le altre cose. Sì, tra l'altro la vittoria di ieri è stata una vittoria un po' importante, sudata, in cui praticamente il Palermo ha meritato appunto di vincere, però non è che non abbia sofferto. Al minuto 90 addirittura lo Spezia è andato vicino al pareggio con Artistico che ha colpito il palo. Questa volta diciamo che il Palermo è stato leggermente più fortunato, uso un eufemismo, perché a Mantova invece era andata diversamente con quel tiro dalla distanza che aveva sorpreso Oiononen. Diciamo che lo ha detto anche Inzaghi, che a breve ascolteremo, la strada è quella giusta, anche perché comunque il Palermo ha un punto di distacco dal Monza, che è terzo, ne ha 4 dal Venezia, che è in zona promozione diretta, e 5 dal Frosinone, quindi diciamo che non è così distante dalla zona che poi ti permetterà di andare in Serie A senza passare da porte diciamo secondarie, però è ovvio che questa squadra deve ancora sicuramente crescere, migliorare. Ieri c'è un ottimo primo tempo in cui addirittura i gol potevano essere 2 se non 3, poi però nella ripresa consueto calo, il Palermo che ha lasciato un po' sguarnita una parte di campo, ne ha approfittato lo Spezia, che poi al di là del comunque tiro in porta di Artistico nel finale non è che abbia impensierito più di tanto la difesa del Palermo, però è proprio probabilmente anche l'atteggiamento che il Palermo deve migliorare in alcuni contesti, in alcune fasi di gara.
Aggiungiamo che comunque anche nella ripresa Roma e Salerno sono andati vicinissimi al raddoppio, prima con le due Aronne e poi con Bani che hanno colpito una traversa e un palo. Quindi diciamo che in casa Palermo c'è soddisfazione per questa vittoria. Del resto chi è che gioca alla grande in Serie B? Neanche il Frosinone, forse un po' il Venezia. Reputo la squadra più forte del torneo, lo diciamo già da diverse settimane. La squadra da battere è sicuramente il Venezia, più del Monza e più del Frosinone, però con qualche accorgimento Palermo potrebbe insomma ridurre questo gap e chissà giocarsela fino alla fine proprio per la Serie A diretta. Marco, non posso non fare questa domanda di mercato, diciamo, visto che siamo dentro alla sessione invernale. Non ci sono stati grossi movimenti da parte del Palermo in uscita, è andato via Brunori, il nome più, diciamo, importante, ma forse si cerca qualcosa dal mercato, serve qualcosa dal mercato. Deve fare qualcosa necessariamente, perché l'ho detto, il Palermo in questo momento è al quarto posto e probabilmente anche per la qualità della rosa è un po' la posizione che più insomma è idonea poi alle peculiarità della squadra. Se vuoi davvero fare il salto di qualità e giocartela contro Frosinone, contro Monza e contro Venezia, devi intanto al centrocampista dai piedi buoni che possa appunto reggere la manovra, e poi anche un'alternativa a Poyampalo, perché dopo l'addio di Brunori ieri, dopo che Poyampalo è uscito, che tra l'altro non è che abbia giocato questa grandissima partita, forse una delle apparizioni un po' più opache da parte del finlandese, è entrato Corona, che è sì un ragazzo volenteroso, il ragazzo si farà in questi casi, però al momento non è certamente il giocatore che può trascinare il Palermo e soprattutto non può essere l'alter ego a Poyampalo. Quindi manca un centrocampista, manca un attaccante appunto che possa sostituire o dare supporto al finlandese. È arrivato anche Magnani, che poi comunque non si tratta di un acquisto perché Magnani era prestito alla Reggiana, hanno soltanto accorciato i tempi del rientro, visto che Magnani doveva ricasare, tra virgolette, a fine stagione, invece sarà a disposizione fra qualche settimana. Sicuramente Magnani è un innesto importante, però manca qualcosa a centrocampo e manca qualcosa ancora in avanti. I nomi sono quelli di Tramoni, ancora del Pisa, ma io credo che a questo Palermo serva ben altro e non Tramoni, che è un giocatore che agisce sulla tre quarti e parte da centrocampo. Palermo serve un centrocampista che sia anche un po' il metronomo della situazione, ma vai a cercarlo perché comunque non è che ci siano in giro tutti questi giocatori dai piedi buoni, soprattutto in B, e poi sicuramente un attaccante, magari un Jonsen o un Pierini, che possa dare un po' di fiato a Poyampalo quando magari in partite come quelle di ieri appare un po' più grigio. Sì, sentiamo Inzaghi che cosa ha detto al termine della partita e poi ci proiettiamo, visto che Inzaghi risponde nella seconda parte dell'intervista proprio alla prossima sfida, come si sta preparando, come arriva il Palermo al prossimo match. È chiaro che insomma il secondo tempo con quel palo e quella traversa potevamo chiuderla e poi purtroppo lasciandola aperta siamo andati un po' in sofferenza negli ultimi minuti, ricordando anche la partita precedente, però sono molto contento, insomma diamo continuità ai nostri risultati, non abbiamo preso gol per la quinta volta in casa, complimenti ai ragazzi e questa è la strada giusta. Domani ci alleneremo, è una partita molto difficile perché il Modena è una squadra forte, però insomma, noi siamo il Palermo e abbiamo riavvicinato il gruppo di testa, abbiamo recuperato i 2 punti di Mantova. È un Inzaghi positivo quello che diciamo nel post partita ha risposto alle domande dei giornalisti, però evidentemente forse vuole qualcosa in più dalla sua squadra quando si gioca in trasferta. Sì, è lì che il Palermo deve probabilmente migliorare, anche perché se ha fatto 5 vittorie nelle ultime 5 gare al Barbera, quindi lì sicuramente la situazione è sotto controllo. È fuori casa che deve migliorare anche nella gestione del match, perché spesso il Palermo ha fatto anche delle discrete partite fuori casa, però poi nel finale si è fatto uccellare, un termine di Gianni Brera, dagli avversari. È successo con l'Avellino,
è successo anche con il Mantova alla fine. Non che la difesa abbia colpe, perché soprattutto nel gol del Mantova, quello è un tiro che su 50 volte entra una, massimo due volte, ma sicuramente nella gestione della palla, soprattutto nella gestione del match in alcune fasi, il Palermo deve essere maggiormente concentrato. Il prossimo esame ovviamente è abbastanza tosto, è quello di sabato contro il Modena dell'ex Di Mariano, una partita abbastanza insidiosa, però Palermo, se dovesse giocare come ha fatto ieri nel primo tempo con lo Spezia, ma anche in alcune fasi di gara contro il Mantova, credo che il Palermo possa certamente dire la sua. Bene, grazie. Allora Marco Gullà, ci racconterai l'avvicinamento a questa sfida nel corso della settimana durante i telegiornali. Buon lavoro a te, ci fermiamo. Lavoro. Grazie, ci fermiamo e dopo torneremo a parlare di Lega Pro, andremo a sentire Siracusa e anche Trapani fra pochissimo. È l'ultimo segmento di Anteprima Corner di questo lunedì. Come anticipato parliamo ancora di Lega Pro e vedo già collegati con noi Franco Camarasana da Trapani. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio Angelo. E anche il nostro Marco Petrolito che invece si trova a Siracusa. Umori opposti, diciamo, sul campo a Trapani e a Siracusa, ma preoccupazioni direi molto simili per quanto riguarda l'extracampo, perché sappiamo che le società hanno qualche problema. E il 22 dunque fra qualche giorno, giovedì, potrebbe essere una giornata importante, decisiva per le sorti della Trapani, e per quanto riguarda il Siracusa c'è questa spada di Damocle della penalizzazione, bisognerà capire che cosa succederà. Franco, la partita di ieri mi pare di poter dire che, almeno per quanto riguarda il risultato, 4-0 non ha storie, però c'è stata questa forte contestazione nei confronti del presidente Antonini. Sì, partita sospesa nel primo tempo per 10 minuti per una contestazione molto oserei dire molto partecipata da parte dei tifosi della curva, con striscioni e cori ovviamente non positivi nei confronti del presidente Antonini, un lancio insistito di petardi e bengala sul terreno di gioco. L'arbitro ovviamente è stato costretto a sospendere per 9 minuti e mezzo la gara. Ovviamente questo peserà anche sul bilancio della società, perché arriverà sicuramente una multa salatissima al Trapani che ieri ha disputato una bellissima partita contro un Sorrento che veniva dalla vittoria sul Foggia. In settimana si è rinforzato con gli acquisti di Federico Ricci e di Matteo Milan, ma è stata quasi una gara a senso unico, e dire che ieri praticamente mancavano molti titolari. Mi riferisco per esempio a quelli che già hanno trovato sistemazione in altre squadre. Ecco, vedete intanto il lancio insistito di Bengala e di bombe carta sul terreno di gioco. Ripeto, mancavano Carriero, andato alla Salernitana, Negro e Grandolfo passati al Casarano, Ciotti al Cosenza, Stramaccioni al Perugia e Ficinale al Ravenna, e Giron che stamattina è stato ufficializzato e passato al Foggia. L'ufficializzazione non ci è arrivata però dall'ufficio stampa del Trapani Calcio, perché da un po' di giorni il Trapani Calcio non ci passa più i comunicati relativi alle operazioni di mercato della società. Hanno giocato anche molti giocatori che sono con le valigie in mano. Mi riferisco a Di Noia, a Canotto, a Benedetti, Celeghin, Salines, Galeotti, a Pirrello, oltre chiaramente anche a Di Noia, appunto a Di Noia e Palmieri, che ieri non hanno giocato perché ancora non in perfetta forma dopo gli infortuni della scorsa settimana a Latina. Ripeto, 4 gol, 2 nel primo tempo, 2 nella ripresa, tutti e 4 di ottima fattura. Alla fine tanti applausi nei confronti di questi giocatori in campo, che per diversi di loro è stata l'ultima partita con la maglia del Trapani. A fine partita, fra l'altro, Aronica, che ieri ha fatto esordire anche suo figlio Giovanni,
era emozionato in sala stampa, si aspettava sì, una prova convincente dei suoi, ma non così determinata, pur avendo schierato, ripeto, molti giocatori che disputavano l'ultima partita con la maglia del Trapani. Franco, ti fermo un attimo perché, sì, perché adesso vorrei andare a Siracusa e poi mi date in un minuto, nel minuto finale, indicazioni per quanto riguarda quello che ci si aspetta per giovedì. Vado alla partita per Siracusa, una partita ancora una volta che il Siracusa ha cercato di portare a casa, ma alla fine invece è stato punito. Sì, buon pomeriggio Angelo, risultato più che bugiardo al De Simone ieri, possiamo dirlo tranquillamente, del resto l'ho lasciato intendere nel dopogara anche il tecnico dei pugliesi Maiuri, complimentandosi tra l'altro con mister Turati. Cirignola che ha subito per tutta la partita l'iniziativa degli azzurri, i quali hanno dominato sia nel gioco che nelle occasioni la gara, però è stata decisa all'80° dall'unico vero episodio contrario ai siciliani, un'ingenuità del difensore Sciapola su Vitale e di rigore che poi è stato trasformato da Gambale appunto 10 minuti al 90°. Nel convulso finale il dominio azzurro si è trasformato in un vero e proprio assedio con 16 calci d'angolo totali, 6 minuti di recupero nei quali con Arditi e Monreali in campo, le uniche armi a disposizione dei Turati, oltre a Zanini e Frisen che hanno giocato da infortunati nel finale. Fino all'ultimo il disperato assalto con il portiere Iliev che nel corso della gara ha salvato per ben 3 volte Cirignola, e non a caso, questo dobbiamo dirlo, alla fine ancora una volta la squadra azzurra è uscita dal campo dopo aver dato tutto tra gli applausi dei 3.000 del De Simone, quali hanno comunque visto ed apprezzato la determinazione di una formazione che non molla mai, nonostante le difficoltà e la rosa attualmente parecchio ridotta. La rosa parecchio ridotta, mi dai indicazioni se per caso ci sono, abbiamo sentito che a Trapani c'è smobilitazione quasi totale perché sono andati quasi tutti via, i big, lì a Siracusa come stanno le cose? Angelo, dopo le cessioni dei giorni scorsi sono stati ben 8 i giocatori a lasciare Città Redusea, si attende qualche altro innesto da parte della società con il DS Laneri che è al lavoro. Intanto l'attenzione si sposta a sabato con la trasferta insidiosissima di Benevento, ma la squadra, come dicevamo, dopo le cessioni dei giorni scorsi potrebbe essere finalmente rinforzata, soprattutto sugli esterni di centrocampo ed in avanti, che sono i reparti che necessitano di maggiore attenzione, ecco, di maggior qualità in questo momento nella rosa del Siracusa. Naturalmente tutto in attesa, bene di ricordarlo, del verdetto di giovedì, che così come accadrà a Trapani potrebbe portare alla penalizzazione fino a 6 punti, penalizzazione in arrivo che purtroppo riporterebbe gli Eredusei in fondo alla classifica se così dovesse essere confermato come si pensa. E allora, adesso andiamo invece a Trapani, perché anche a Trapani il prossimo giovedì potrebbe essere, diciamo, un giovedì nero, a Trapani in modo particolare, perché si temono, diciamo, fortissime, sì, diciamo, ripercussioni e decisioni pesantissime. Esatto. Come dicevi tu, giustamente si tratta di una spada di Damocle sulla testa del Trapani, vicino alla terza penalizzazione, 2 molto pesanti, una di 8 alla prima, l'altra di 7, 15 punti, e riguarda chiaramente l'ultimo deferimento, quello del 3 di gennaio, sempre per le solite motivazioni, ritardo nei pagamenti di IRPEF e INPS, ritardato pagamento degli emolumenti, così in pratica come nei precedenti deferimenti. Però essendo il terzo deferimento, qualora il Trapani non dovesse dimostrare giovedì di aver saldato tutte le competenze, potrebbe andare incontro a una penalizzazione non eccessiva numericamente parlando, e quindi gli potrebbe consentire di continuare il campionato, almeno poi chiaramente deve far fronte alla scadenza del 16 febbraio, altro impegno importante. Così come, ripeto, è previsto all'articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva, qualora le inadempienze e il totale delle penalizzazioni dovessero risultare davvero eccessivo, il Tribunale potrebbe proporre anche lo stop per quanto riguarda questa stagione. Ripeto, io ritengo che si va incontro a una penalizzazione non così grave come le precedenti, però c'è il fatto della reiterizzazione
Diciamo che c'è la recidiva, il fatto che ci sono stati più penalizzazioni potrebbe in qualche modo diciamo, pesare. Esatto, la recidiva potrebbe pesare nel giudizio del tribunale. Ripeto, vediamo, qua a Trapani si è un pochino con l'animo sospeso da parte dei tifosi, chiaramente perché ormai la squadra di basket non c'è più, quella di calcio rischia di scomparire anch'essa. Grazie allora anche a Franco Camarasana per essere stato con noi da Trapani. Vediamo anche, salutiamo il collega Marco Petrolito da Siracusa. Ci racconterete durante i telegiornali che cosa succederà in settimana sia al Trapani che al Siracusa, che dovrà rispondere alla giustizia sportiva davanti al Tribunale Federale Nazionale. Grazie ancora, ci fermiamo qui con Anteprima Corner, l'appuntamento come sempre a lunedì alle 20:45 con Corner, sarà una puntata tutta dedicata al Catania, avremo in collegamento il centrocampista Alessandro Quaini rosso-azzurro e poi chiaramente avremo tanto di che parlare in chiave mercato e non solo. A più tardi, intanto buon proseguimento con i nostri programmi.